La nevicata prevista per l'11 febbraio 2013 non si è fatta attendere e le previsioni sono state confermate. Già dalla mattinata di lunedì le precipitazioni nevose hanno interessato con particolare intensità tutta la regione, con l'immediato effetto di provocare non pochi disagi per la circolazione e per i pendolari in attesa dei treni, specialmente sulla tratta Padova-Venezia, dove alcuni convogli sono rimasti bloccati. Alla difficoltà per i pendolari di raggiungere il posto di lavoro si è assommata la difficoltà di svolgere la propria attività per colpa di sbalzi e interruzione della fornitura di energia elettrica che ha caratterizzato episodicamente molte ore della giornata. Diverso invece il protrarsi dei disagi alla circolazione e al trasporto ferroviario, che sono continuati anche nella giornata successiva, quando alcuni dei treni su tratte più lunghe sono stati soppressi dopo aver accumulato centinaia di minuti di ritardo. Alle 7:30 di martedì le strade sono risultate libere per la quasi totalità, pur conservando l'insidia dell'acqua che, ghiacciando, ha reso scivoloso il manto stradale. Sul treno delle 8 che collega Montagnana ad Este i pendolari sono pochi. Lo spettacolo dal treno è stupendo, le campagne bianche non si vedono tutti i giorni. Peccato, pensano i coraggiosi che hanno affrontato i disagi ancora in corso del day after, che con pochi centimetri di neve le città vadano in tilt. Di contro, le amministrazioni comunali consigliano a tutti i cittadini di pulire il proprio marciapiede per evitare le rovinose cadute dovute ai cumuli di neve. Il freddo durerà ancora, ma dai prossimi giorni è previsto il ritorno del sole, in attesa dell'arrivo della primavera.